Presidente Serracchiani, lei ha detto oggi nessuno tocca la protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Ho voluto semplicemente fare chiarezza. La Regione Friuli Venezia Giulia mantiene la propria protezione civile nella autonomia con la quale è stata da sempre gestita. Questo a prescindere dagli interventi legislativi che vengono fatti e che sono fatti semplicemente per far sì che questo, che è un modello, diventi tale anche per il resto d'Italia, quindi affinché ci siano delle linee guida comune che possano essere appunto utilizzate da tutti e in tutti i territori del nostro Paese. La protezione civile può essere un modello anche per l'accoglienza, lei ha ringraziato i volontari che stanno occupando dei richiedenti asilo. Abbiamo potuto vedere dai numeri che ci ha presentato il direttore Sulli quanto sia stato importante l'intervento fatto dalla Protezione Civile nei centri di accoglienza di questa regione, che sono stati messi in piedi anche grazie all'intervento tempestivo della Protezione Civile, che vengono gestiti grazie all'attività dei nostri volontari. Tra le prossime sfide il numero unico per l'emergenza. Sicuramente è un impegno che dobbiamo portare fino in fondo. Saremmo la seconda regione d'Italia ad averla e a rispondere ad una direttiva europea ormai datata. Ci serve per coordinare meglio le nostre forze, per rispondere prontamente e con più efficienza alle emergenze e anche per riuscire a coordinarci con tutte le altre forze in campo.